Mandi aduc, benvenuti alla nuova chiacchierata, nuova perché alle tantim che non si sentin e non si viodin. Su Aquili Liberis, voi ho sentito un accordo bellissimo, arrivis, in casa dal professor Gotthard Mitri. Allora, professor Gotthard Mitri, furlanista, docente stato alle scuole superiori di inglese, però appassionato dal furlan. E potrei sviodi a tucus la soccorte come che è restata, come che è una volta, qui classe d'altilimento. Allora, Gotthard, continua salca sulla tua casa e su una casa furlane? Come sì, che è la Paoli, le case furlane sono un unicum, si direbbe, in tale storia urbanistica del Friuli, perché dove noi abbiamo questa disposizione delle case furlane. In pratica, dalla strada principale, abbiamo i portoni che proprio sono caratteristici e da portone si entra dalla corta, nel senso che questi cortili furlani avevano poi di qualche famiglia. Si entrava in tale chiesa, in tal cortile, poi dopo era la costruzione della stalla e poi in avanti era il cortile delle Gialinis, là che noi si chiamano in questo momento. Il cortile delle Gialinis, dove che a casa erano anche i chios, erano i porcis, erano i gialinars, naturalmente i culinaris e anche la corda ledan, che veniva strucchiata la carriola da ledan quando si governava le bestie la mattina e la sera che erano di norme fa queste ore. Subito dopo, dalla corte, era la parte più esterna della chiesa contadina che attaccava con l'ort. L'ort, con tutta la raccolta delle produzioni dell'oro che si aveva, con le novità che erano arrivate dall'America, attaccando i pomodori, ma avevano le coltivazioni normali, non dai pisei, ma dai cisarons, non dalle tegolinis, ma dalle buenis. E avevano anche le nonni si tiravano su anche queste erbe, queste sorte di fuelarghe che non è la blede, è il meneolt. Per aule che noi abbiamo tramandate dai nostri governanti di una volta medievali che erano i germanici e i longobars. Poi là dall'ort avevamo il broili. Il broili era quel tocco di terreno dove chiese dove erano i pomars. Pomars che potevano essere piruzzars, spars, miluzzars e via avanti. Cerezars, insomma tutta la serie di pomis. Poi là in Cemo avevamo il bearch. Il bearch che era il terreno più di ogni chiesa, che era l'ultimo tocco prima di arrivare all'estensione più grande, che era la campagna o in tale zone culinarie si veniva chiamata tetaviele, la taviele, no? Anche qui sono parole antigone, latine, perché viene da tabula, cioè il tavoliere per esempio dalle Puglie, al fuori di taviele in furlan, vuol dire grandi estensioni. E per la quale la struttura furlane della chiesa conservava anche paraulis antigonis, vendite latinis, ma anche longobardis. E vorrei ricordare anche che strutture interne della chiesa contadina dove che si sottettava in presti, la lobie. Lobie è un termine longobardo che magari in qualche banda veniva adoperato in tale forma veneziana, la lose. Che è la loggia, no, per italiano. E allora qualche volta, però noi sapevamo che era la lobie, quindi dopo veniva ricoverato per esempio i medici seifengs, tal toglat o toblat
calence che chi latin, il tabulato venga a stare in una struttura fatta con i brei sotto e là che proprio per passare la stare si ricoverare il fen e i medici. A Cese Medis aveva il Ciason. Il chiason o tiese o miese, insomma sono tanti formi a seconda delle zone del Friuli, no? Quindi vi queste richieste di vocaboli che salacor sono di perduti, che non è una situazione come Furlane, ma è un po' una situazione tal mondo per via che l'attività contadina ormai è continuata, ma in forme più estensive. Non vi più le grandi famiglie contadine, ma vi i grandi proprietari esteriori con un trattoron che vanno lì, con un trattore a fare tutti i lavori. Ecco, qui sta lì il pressing che è impaiato per il progresso che è ben venuto di una banda, ma non sa portare la perdita di questi patrimoni lessicali, di vocabolari che magari così no sarà forse irrecuperabile e chi sta a fare un po' pensare. E in c'è perché per dare sostanze all'orta, all'era dan, che una volta sicuramente all'era biologiche. E naturalmente, è naturale. Che la voi ti un buon orto di chiesa, e sono poi che li fanno scalovan, e avanti a cercare qualche stalla di qua di là, il pui disin buon come le dan per prima di svagliare gli echis, allora che è di cavallo. E allora se tu metti che le dan lì coinciato con un po' di terra, sicuramente la produzione. Qualche donata che non arriva a recuperare le dan di cavallo o di stale, a secondo i concims che vengono venduti commercialmente, ma non è la stessa roba. Esatto. E dopo i vevin tornando all'or, no? Se mettevi i cisarons. O c'è mettito? Sì, perché allora sono piante che avevano bisogno di essere tenuti su, anche se come sono le specie in particolare, dai Cisaron specie che si coltivano a terra, però i nostri nonni facevano sta su perché era una sorta di rampicata, veniva su. E allora in quel caso qui, sempre durante l'arbol che era normale dalla chiesa contadina, il morar, dai morars arrivavano il schiaraccio. Il schiaraccio che era sì il toc lungo, però con qualche ponte di branche, di ramacci. Oppure invece per il pomodoro si doprava il racli, che era poi dritto con manco ramificazioni. Il racli anche questo è una parola antigone, che è latino, anzi più che latino è greco, perché viene da rachis, rachide, c'è che noi vinta la schiena che non sta in su. E quindi di lì viene la forma, la stessa schiaraccia è greco, scaraccia, che vuol dire tutore. Noi dopo questi parole che i nostri nonni hanno continuato ad operare, il più delle volte si chiama che in tal bussolotto. Tal bussolotto, no? Sì, dopo erano che strutture a tre schiaras, no? Che tenevano su i fasoi, naturalmente sì. E i livuini che alti, no? Naturalmente sì, erano anche camminavano fuori questi planti, allora si incrociava e effettivamente questo qui andava in su e poteva in su tanti in alto, ma si doprava in che avevano in morare, ma una volta non era tanti, ecco, e si doprava in queste sorte di sostegno e che tante volte vengono a morare e si dopra purtroppo il bastone di plastica. Di plastica, io ho detto è dopo tutto biologico. No? Dopo il tutto biologico. E la richiesta dalle parole, ma anche da imprese che i nostri nonni si dopravano con ciò che avevano in chiesa. E dopo l'ort, se lo lavoravi con sé imprese. Forse. Si doprava la palla e partiva via la roba più importante. Dopo si spaccava con la forche e dopo con il rischietto si tirava, si buttava la semence
E naturalmente se veniva su qualche erba, le femmine si assomigliavano alla schiena per netta via che coventava, però il sapore dalle ortivi tirate sulla chiesa non è come che noi i chialini che abbiamo i supermercati, dove è il festival dei colori, non si sa troppo della bontà. E dopo il lavoro all'era per movilatiare, il sticca o il svangià? Naturalmente sì, all'era di mobile, in modo da iaiar, dopo di della pacca per disfale, era in tutta una serie di lavorazioni, era poi di mettere in ieche, anche ieche è un termine che non si è arrivato a cumiere, no? Quando metti il cumiere, quando si metteva la patata o altri. La parola ieche è un frangandè un po' che ma mi pare di poter dire che arriva dal tedesco ecche che vuol dire chiantonut, no? E ieche che però noi doprade disegno in tutto il Friuli, italiano sarebbe aiuola ortiva, ma non è mai sentito, o ieche o strop, vero? O strop. Strop in qualche banda si chiama strop. E dopo avevi anche altre situazioni come in campagne, che vi ho darin, tu tagliavi la gambe della brava, il soreal, no? Sì. E sotto se restavi. Ecco, tutto dopo sono forme che non dopo il soreal, noi dicevi la mangiadura, perché di avada la panola restava il toc dalla chiana, no? La mangiadura, di avada la mangiadura restava un toc partiere di un 20 centesimi, che era la radice della blave, e che le femminis naturalmente non avevano il gasolio e neanche il gas che veniva. Allora provavi per fare fuoco, venga stai con la forgia apposte a quattro ponti, la tiravi fuori, la spaccavi ben e la lasciavi di suà per un po' di tempo perché aveva di suà. E dopo, quando l'aveva il chiampa, chiamava sul chiaro che su raclis, io chiamavo in raclis, e l'ha venduto io per i nostri spoilers perché non era lens, non era altre robe di buttare su. Sì, dopo finché mai anche i fassini, i bacchetti di morare, non era. I chocks che in più consistenza erano rari perché era un ben di doprare con tante economie e allora si doprava finché mai li fuois, li bacchetti e anche altre situazioni, ma se l'aveva a bosca, anche passucce che l'era partiere. E chi volte non c'è il telimento, avevi sint che l'aveva diseving a fa fassinis, ma gran putis di len secche. Naturalmente anche questo è una roba sì, che quando erano anche teams, che a volte erano anche teams che magari i ricordi con amarezza, no con amarezza, con nostalgia perché stati becchi in trattenimento a Falenz e alle riesce di chiappare qualche bella multa. Chi so ben che normalmente sono in beni naturali e si faceva anche un'operazione di pulizia del trattenimento, no? Come per fare una roba da dire bisogna fare domande al magistrato delle Aghi di Vignesia, bisogna vedere tutti i permessi e per là a Chiulene, però non riviene che i vecchi perché i savinci che assistiamo delle chiese. Sì. E dunque all'Erenche un lavoro di pulizia per il territorio, il fatto di essere contadini. Naturalmente il contadino aveva massime cure dalla terra. Pensiamo per esempio a una roba che scompareva, i fossai, i famosi fossai. I fossai avevano seas, avevano netas, erano il schiariche dalle aghis, dai camps, e che sono spariti. Con la gente che questi fossai, quando avevano aghe, avevano una grande quantità di fauna, e no, chi arriva si ricorda perché sono famosi, e i famosi ranes di rivis, avevano queste bestie che arrivavano a vivi, e sono spariti. I boschetti erano in età di sparordine, avevano seadis e tagliati le che erano necessari.
E per la quale non era che il rischio che i vingue che l'aria veniva dal cielo, ma a finire che non si vendono più buttare e viene queste inondazioni per via che il territorio non arriva Esatto. a tenerli e non ha i schiari che erano in quei tempi. E dopo all'era il bielvio di tutte queste robe, perché se uno non teneva bene la boschetta, all'era in paese segnato col det. Assolutamente, io mi visi che anche per la cura che si metteva, quando si lava il campo a tirare sulla medica, che era secchiata tutte le operazioni, il chiar, la mamma diceva, per tenere che la di pare buono, allora con il rischiel, passavi a rotore in modo che l'era divisi bene, perché i peteccioni, le lengate saranno pronti a fare osservazione. Sì. A fare osservazione. Se che la mera denant con la musa, io ieri per ore a tenere l'ultima pettenata e a tenere le ferme. Allora, no? tu devi provare anche tu. Bedon. Allora è come Gotthard si salutin, però i disegni ai nostri ascoltatori dalla chiacchierata di non abbandonarnos che la trasmissione cuven o si interessa in mo il professor Gotthard Dmitri che nos conterà di altri robis di sé che succedeva dal mondo contadin. In questo momento qui un saludin, mandi. Mandi a due quattris. Aquile dal Friul, moviment politic furlan. Has tu mai pensato che tu podaressi spropit fa un regalo a es Aquilis? Il moviment al si sta slargiant e alla di bisogno anche di te. Tanti sgotis, anche picciulis, a fasin il mar. Se stu picciul, anche di seuros a puedin iesi di grant zovament per vita des Aquilis. Se stu grant, parleci il to regalo al squen sta sot dal limit dai 500 euros. Vuelis tutte serati? La to part pal 2022 non è cresciuta e resta di 20 euros. Dome paraderia al movimento squenis anche compilà il modul parzontati. Per info e modulistiche privacy mande un'email a coordinatore@aquiladelfriuli.org. Paiti versaments, stant attenta e causal, dopre che stiban. IT, vot 6, P, nule, 5, 4, vot 4, 6, 5, nule, 1, nule, C, nule, 5, nule, 1, nule, 3, vot 3. Grazie parchest tometiti al servizi dal Friul. Buenis fiestis. Aquile dal Friul. Il partit dal Friul.